buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, ben arrivati alla Baia del Sole. Ve lo rifate un applauso di nuovo? Aspetta che vado a fare un giro anche fuori, vado a salutare anche gli amici fuori. Ragazzi ciao, buongiorno! Buongiorno a tutti, buongiorno! Buongiorno a tutti ragazzi! Allora vabbè, portate un po' di pazienza se ne abbiamo fatto attendere fino a quest'ora del pomeriggio. Portate pazienza, detto questo ragazzi, oggi sarà un grande evento qui alla Baia del Sole e i grandi eventi hanno bisogno di gran bellezza. Miss Brumare 2019, Giada Carducci! Allora Giada, la direzione mi ha autorizzato a chiederti un paio di cose che non sono logicamente intime, quelle arriveranno dopo. Allora, volevamo sapere com'è stato essere incoronata Miss Brumare e soprattutto l'emozione che hai provato alla finale 2019 su MSC Magnifica. Allora, essere stata incoronata è stata un'emozione indescrivibile che tuttora è un'emozione fantastica, anche solo oggi essere qui e sfilare davanti a tutti è ancora emozionante. Quindi è un'esperienza che auguro a tutte le ragazze ed è per questo che invito sempre qualsiasi ragazza a provare queste emozioni, anche solo sfilare in nave con altre 56 ragazze. Si vede che sei emozionata Giada, quindi ti facciamo un applauso e l'applauso più grande va a te. Io ti volevo chiedere una cosa, volevo sapere se sei pronta a salpare con MSC Grandiosa per la finale di febbraio e soprattutto se sei pronta a cedere il tuo scettro di Miss Brumare 2020, dai, la vediamo così. Allora, salpare in nave sono prontissima, a cedere lo scettro alla corona mi vorrei tenere con me, però certo, mi cederò volentieri alla prossima ragazza. Grazie Giada, grazie, un applauso, Giada Carducci, Miss Brumare 2019. Io direi ragazzi che possiamo con un grandissimo applauso chiamare le concorrenti sul nostro parterre. Finale regionale di Miss Brumare. Veramente, ecco le nostre ragazze. L'avete già fatto l'applauso di ritorno? Anche gli amici della curva sud e nord, quelli che... Io direi ragazzi che siamo pronti e andiamo con un grande orgoglio ad accogliere la prima, la numero 1, Camilla Agostini! Numero 2
4, ciao Nicole. Irene Cappelletti. Corrente numero 6, Irene Faccion. Ciao Irene. Carlotta Caldegaro. Corrente numero 8, Sara Piccione. Ciao Sara, benvenuta. Corrente numero 9, Greta Vanille. Ciao Greta, buongiorno, benvenuta. Corrente numero 10, Diletta Marangoni. Ciao Diletta, benvenuta. Concorrente numero 11, Valentina Sassaro. Ciao Valentina. Concorrente numero 12, Delia Ramon. Benvenuta, buongiorno.
15 Alessia Savian, ciao Alessia. Corrente numero 14, Selma Aingood. Era Campagnolo. Corrente numero 16, Diletta Tosetto, ciao Diletta, buongiorno. Corrente numero 17, Martina Perin, ciao Martina, buongiorno. Ciao Erika. Torna con noi la numero 1, Camilla Agostini. Sul nostro parterre, Nicola Reato.
Corrente numero 4, Edison, recupero. Corrente numero 5, Irene Gambelletti. Corrente numero 6, Irene Bagion. Carlotta Callegaro. Corrente numero 8, Sara Piccione.
Diletta Marangoni. Preso il nostro partner Valentina Sassano. Numero 12 Tania Rambon. Numero 13 torna Alessia Saviani. Numero 14 Selma Agut. Concorrenza numero 15 Elena Campagnolo.
numero 16, Diletta Bossetto. Numero 17, già pronta, Martina Perrin. Corrente numero 8, Erika Rizzo. Aspettando anche Erika che termini il tour. Mettiamo un po' di musica di fondo, 10 minuti ragazzi, e ci sarà la premiazione ufficiale Miss Lumare. Allora ragazzi, abbiamo ricomposto piano piano il parterre. Io vorrei chiamare qui sul nostro parterre tutte le nostre ragazze. Perché ho già perso il microfono. Facciamo un applauso alle nostre ragazze che stanno piano piano per posizionarsi sul nostro parterre di fronte alla giuria. In questo clima di tensione, perché siamo giunti al termine, quindi al momento culminante, dove verrà tra pochi istanti eletta la vincitrice regionale Veneto 2020. È un momento che non vorrei mai, però comunque lo sappiamo tutti molto bene che ogni cosa ha un inizio e purtroppo ha anche una fine. Allora io partirei dalla concorrente numero 1. Vengo lì, permesso ragazze, permesso. Concorrente numero 1, Camilla Agostini.
Camilla Agostini per Miss Blu Mare Veneto continua. Rete numero 2 Maila Rassetti. Per te, Miss Blu Mare, termina qui. Un applauso alla nostra Maila Rassetti, lasciata dalla nostra Alessia Alberti, e riceverai un massaggio, quindi di Stefania Naturota. Scusate ragazzi, numero 3, eccola qui. E un applauso anche alla nostra Stefania, che è la nostra Naturota. Non so neanche dire una cosa, pensa Stefania, scusami. Numero 3, Nicola Reato. Nicola, prego. Nicole, per te Miss Blu Mare continua. Rete numero 4 Ellison, recupero. Ellison, per te Miss Blu Mare, conclude qui. Grazie, un applauso a Ellison, recupero, che verrà premiata la nostra Alessia, e anche lei riceverà un buono. Numero 5 Irene Cappelletti. Per te Miss Blu Mare continua. Numero 6 Irene Fagion. Irene Fagion, per te Miss Blu Mare continua. Carlotta Callegaro. Carlotta, per te Miss Blu Mare continua. Rete numero 8 la nostra Sara Piccione. Per te Miss Blu Mare continua. Numero 9 Greta Manin. Greta Manin, per te Miss Blu Mare continua.
Plumare termina qui. Facciamo un applauso anche alla nostra e il buono offerto dalla nostra Stefania. Corrente numero 12, Denia Ramon. Ramon Miss Plumare termina qui. Facciamo un applauso anche a Denia Ramon. Numero 13, Alessia Saviani. Numero 13, Alessia Verde. Miss Plumare continua. Numero 14, Elma Aibut. Miss Plumare continua. Numero 15, Elena Campagnolo. Campagnolo per te, Miss Plumare finisce qui. Un applauso a Elena Campagnolo che è venuta con una faccia dalla nostra Alessia. Numero 16, Zetta Tosetto. Martina purtroppo per te, Miss Plumare termina qui. Applauso anche alla bionda Martina Perina. Numero 18, Erika Rizzo. Erika per te, Miss Plumare termina qui. Un applauso anche alla nostra numero 18 Erika Rizzo, alla nostra Alessia che prende con la faccia e alla nostra Stefania con il buono. In questo momento vorrei premiare anche tutte le ragazze, tutte le concorrenti che hanno sfilato su mediante veramente in questa stagione sacrificata con un omaggio floreale sempre di un grande sponsor, i fiori di Vera. Quindi Alessia consegnerà al Stefano, vi prometto che comunque il fiore è un po' il segno della donna, no? Ok, quindi facciamo un applauso a tutte le nostre ragazze, anche quelle che comunque non sono riuscite ad arrivare tra le super finaliste. Un applauso generale ragazzi anche a voi, ragazze, piano della volta grazie, e rimangono sul palco sul nostro parterre le super finaliste. Agostini.
insieme Fagion. Carlotta Callegaro. Ana Piccione. Pedro Manin. Direi di fare un applauso generale, ragazzi, per creare un po' di atmosfera. Numero 10, Miss G di Ferro Team, premia Giulia Urbinati, 10ª classificata. 13, Alessia Saviane. Nona classificata, premia Stefani di Miss Acconciature Stefani, Irene Fagion. Classificata Nicola Reato. Prima classificata Miss il negozio di Betti, Camilla Agostini. Classificata Miss Naturopatia e Benessere, premia Stefania Diletta Marangoni, la numero 10. Quinta classificata Miss Jacqueline, il cambiamento che ti distingue, Sara Piccione. Evoluzione, Miss Bambù, il pagliaio, Irene Cappelletti. Terza classificata Miss Beauty Salon, sempre Carlotta Callegaro.
Sid Caffè, annunciamo la prima. Finalista nazionale Miss Brumare Veneto 2020, Bella Vanina! La classificata Selma Luna! L'applauso più grosso va a tutti voi che oggi pomeriggio avete coronato il pomeriggio di Miss Brumare, finale regionale Veneto. Ringrazio gli amici della Maglia del Sole e ricordo Stefano, scusami. Era per te, chiaramente hai condotto straordinariamente questa edizione finale regionale, quindi grazie. Per il grande Max un grossissimo applauso per Grazie ragazzi. Saluto anche Massi che ormai non c'è più, che ci ha accompagnato con la sua hit dell'estate Mino Blu. Grazie a tutti i partner, grazie alla giuria, grazie a tutti i genitori accorsi oggi pomeriggio qui alla Maglia del Sole. Ad Alessia Alberti, grazie anche a Alessia Peron, che mi sbaglio sempre, non so chi è Alessia Alberti, non dovete mettermi ragazzi una A e una P per piacere. Amici della Maglia del Sole, grazie a tutti. Ciao.